a nemmeno 24 ore, anzi a meno di 24 ore da Juventus-Napoli, vengono a dire i tifosi campani non possono andare più a Torino. Vulcata sta, in doces, vulca vanno metti in doces. Allora, signori, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Io questo video lo volevo fare uscire stamattina a mezzogiorno, ma stavo aspettando, proprio perché volevo vedere dove volevano andare a parare questa gente. Bene, era già in circolo questa voce, no? Però è arrivata l'ufficialità. Il prefetto e il questore di Torino hanno seguito le indicazioni del CASMS, disponendo il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti e l'annullamento di quelli già emessi per il settore ospiti in vista di Juve Torino a tutti i tifosi napoletani a questo punto, non solo ai residenti in Campania. Voi siete la monnezza della gente, voi siete lo schifo di questa società e più andremo avanti e peggio sarà. Voi siete delle lote, voi siete delle merde. Volete punire il Napoli per i fatti di Cagliari? Bene, fatelo subito, non a 24 ore quando la gente ha già prenotato gli hotel e non li può più disdire a 24 ore. La gente ha già preso i pullman per andare a Torino e non li può disdire. La gente che si è fatti i sacrifici, un mese intero di lavoro per andare a vedere questa partita. Perché lo sapete per i tifosi napoletani cosa significa questa partita? Gente di merda, perché lo sapete che significa, vabbè, lo sapete che significa per noi tifosi napoletani. Questa è la partita, non è una partita qualunque, è la partita Juventus-Napoli. A meno di 24 ore i tifosi napoletani vengono a sapere che se hanno prenotato qualcosa se lo prendono bene bene nel culo. Bravi! E mo quelli lì che hanno prenotato qualche hotel a Torino, che fanno? Quelli che hanno prenotato le navette, i pullman da 12 posti, che si fanno? Se lo mettono in culo? Che fanno? Cosa fanno ora? Cosa dovranno fare? Cosa gli vai a dire? Mi hanno bloccato la trasferta, non posso partire. Ma tu lo sai qual è una cosa bella? Che i tifosi napoletani ci andranno ugualmente a Torino, staranno ugualmente perché stanno girando già sui social i volantini dei tifosi napoletani. Basta abusi. Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani, dove a 24 ore dalla partita non c'è ancora un divieto ufficiale e invece è arrivato ora, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un'intera città e visto che all'epoca il prefetto di Napoli, nell'occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, disse che non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato biglietti aerei e prenotato hotel, seguiremo quella linea di condotta. Siamo in tantissimi, tanti stanno già partendo perché non c'è ancora un divieto ufficiale e tutti partiremo domani, sempre al tuo fianco, avanti napoletani. E c'hanno ragione, e te non hai ragione, ma te non hai ragione, ma tu, pezzo di merda, mi vai a evitare la trasferta a 24 ore. I fatti di Cagliari sono successi domenica. Se volevi vietare la trasferta, lo facevi subito. Non quando mi hai fatto vendere i biglietti, quando s'hanno pigliati i soldi. Qui la SSC Napoli si deve far sentire, qui te l'avrei fissata a fa l'om, mo te l'avrei fissata a fa Butel, mo vado a fa Butel Aurelio, mo vado a fa zumba tutto Castello, vado a fa zumba, mi sembra giusto, non possono, i tifosi napoletani non possono andare a Torino. Secondo te i napoletani vanno a Torino? Però squalificate la curva del Cagliari, perché non mi squalificate la curva del Cagliari? Perché non c'è il divieto dei tifosi cagliaritani ad andare dove devono andare? Perché questa cosa? Voi che siete perché mi dovete dire questo? Perché a loro che hanno iniziato tutto a lanciare i fumogeni nel settore ospite non gli è stato fatto niente? Perché? Perché siete delle lote, che tenete paura di 1000 tifosi napoletani. E come le scorte? Dove sono le scorte? Il governo dove sta? Perché? Madonna mia, guarda, questa è una cosa che non posso far passare. Perché? Come dice il volantino, va bene? Come disse il prefetto di Napoli, nell'occasione proprio di Napoli, io ve lo rileggo.
Non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato i biglietti aerei e prenotato hotel. Seguiremo quella linea e quella condotta. Ed è giustissimo, e fanno bene, e fanno buono, e fanno buono i tifosi napoletani. Andate a Torino, voglio vedere che succede. Andate a Torino. Poi voglio vedere come fai, voglio vedere. Perché tutti i tifosi napoletani non possono andare allo stadio. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Io posso capire per i residenti in Campania, ma quegli altri tifosi che sono pezzi di merda. Ma tanto qualche infiltrato napoletano in quel cesso di stadio ci sarà, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, che qualche napoletano infiltrato dentro a quel cesso di stadio che avete ci sarà. Non vi preoccupate. Maronna mia, se vinciamo rimane. E se vinciamo domani contro tutti e tutto dobbiamo essere, contro tutti e tutto, aiuto. E poi c'è quel Tiago Motta, quel coglione di Tiago Motta che ha fatto l'allenatore, sta facendo l'allenatore da un anno, non sa nemmeno lui come ci aiuta in Champions League, che c'erano altre 4 partite, uscivo pure dall'Europa, a quel coglione viene a dire vicino a Kvara, però i miei giocatori non si buttano. Chi t'ha stramorti, i tuoi giocatori non si buttano, non sono falosi. Tu tieni Gatti, che è l'emblema della disonestà calcistica italiana, tieni a Gatti, ma vuoi parlare pure? Ma tu veramente vuoi parlare? Ma tu devi chiudere il cesso quando parli dei giocatori del Napoli, devi chiudere la bocca. Ti chiudo il cesso, fammi questo piacere, chiuditi la bocca, caro Tiago Motta, chiuditi la bocca. I miei giocatori non simulano, ma tu l'hai visto il fallo che gli è stato fatto a Kvara dopo 20 secondi? L'hai visto? Grande alud. Ma perché hai vinto con Yes, vedi, credi di essere il fenomeno? Ma che vuoi fare? Ma fammi capire, ho capito che c'è la dirigenza dietro che ti parerà il culo sempre. Vabbè, altri che marotta lì, ma voi che cazzo ne capito, ma voi che cazzo ne capito. No ragazzi, questo è sfogo, io ve l'ho detto, questo è sfogo galattico, questo è uno sfogo, proprio perché è uno sfogo, perché poi tu non si può vietare una trasferta a 24 ore dalla partita, voglio. Voi siete delle merde. Voi siete delle merde. E di sicuro la Juventus avrà premuto per questa cosa. No, non li fate venire allo stadio. Ti ricordo, caro prefetto di Torino, questura di Torino, che nello Juventus Stadium, se succede qualcosa, ci sono, non so quante saranno, 100, 200, 400 telecamere dove si può vedere il tutto. Vabbè. E quindi i casi singoli me li puoi andare a vedere chi sono questi singoli che fanno casino? E allora perché non me lo fai? Perché non lo fai? Perché c'è la 'ndrangheta che non ve lo fa fare. Per questo, perché c'è la 'ndrangheta juventina che ve lo fa fare, non vi dà i biglietti poi. Va bene? Guardate, voglio, questa è una cosa che non deve passare liscia. Questa è una cosa che non deve passare liscia. Io spero, quando è vero, che domani i tifosi napoletani vadano fino a Torino e si presentano alle porte dell'Allianz Stadium o dello Juventus Stadium, del Cesso Stadium, come cazzo si chiama. Voglio vedere cosa fanno. Voglio vedere cosa fanno a 24. Ma tu mi dici come fai a rimborsarmi un hotel? La macchina che io ho prenotato, me lo dici come fai? Me lo dici come fai? Perché poi i bastardi di sicuro diranno: no, io ti do solo il biglietto dello stadio, io me ne frego, il biglietto del treno. E chi me lo dici che tu venivi a vedere la partita? Perché poi così sarà. Perché siete bastardi fino al midollo. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Facete schifo, fate veramente schifo.